Oggi, cari fratelli e sorelle, voglio darvi il benvenuto perché ho visto fra di voi tante famiglie. Buongiorno a tutte le famiglie. E continuiamo a riflettere sulla famiglia e oggi su una caratteristica essenziale della famiglia, ossia la sua naturale vocazione a educare i figli perché crescano nella responsabilità di sé e degli altri. Quello che abbiamo sentito dell'Apostolo Paolo all'inizio, ma è tanto bello, tanto bello. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. E voi padri non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino, ma questa è una regola sapiente. Il figlio che è educato a ascoltare i genitori e obbedire ai genitori che cercano di non comandare di una maniera brutta per non scoraggiare i figli. I figli devono crescere senza scoraggiarsi, passo a passo. Se voi, una famiglia, genitori, dite ai figli, ma saliamo con quella scalina e le prendete dalla mano e passo a passo le fate salire, le cose andranno bene. Ma se voi dite, ma vai là, vai su, ma non posso, vai. Questo si chiama esasperare i figli, chiedere ai figli le cose che non sono capaci di fare. E per questo rapporto tra genitori e figli è di una saggezza, deve essere di una saggezza, di un equilibrio tanto grande. Figli, obbedite ai genitori, ciò piace a Dio. E voi genitori non esasperate i figli, chiedendo le cose che non possono fare. Capito? E questo si fa perché i figli crescano nella responsabilità di sé e degli altri. Sembrerebbe una constatazione ovvia. Eppure anche ai nostri tempi non mancano le difficoltà. È difficile educare per i genitori che vedono i figli solo la sera quando ritornano a casa stanchi di lavorare. Quelli che hanno la fortuna di avere lavoro. È ancora più difficile per i genitori separati che sono appesantiti di questa loro condizione. Ma è tanto difficile educare, ma poverini hanno avuto difficoltà, si sono separati e tante volte il figlio è preso come ostaggio. Il papà gli parla male della mamma e la mamma gli parla male del papà e si fa tanto male. Ma io dirò a voi, i matrimoni separati, mai, mai, mai prendere il figlio come ostaggio. Voi siete separati per tante difficoltà emotive, la vita vi ha dato questa prova.
ma che i figli non siano quelli che portino il peso di questa separazione. Che i figli non siano usati come ostaggi contro l'altro coniuge, che i figli crescano sentendo che la mamma parla bene del papà, benché non siano insieme, e che il papà parla bene della mamma. Per i matrimoni separati questo è molto importante e molto difficile, ma potete farlo. Ma soprattutto la domanda come educare? Quali tradizioni abbiamo oggi da trasmettere ai nostri figli? Intellettuali critici di ogni genere hanno zittito i genitori in mille modi per difendere le giovani generazioni dai danni, veri o presunti, dell'educazione familiare. La famiglia è stata accusata, tra l'altro, di autoritarismo, di favoritismo, di conformismo, di repressione affettiva che genera conflitti. Di fatto si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola. Il patto educativo oggi è diventato rotto. E così l'alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in crisi, perché è stata minata la fiducia reciproca. I sintomi sono molti. Per esempio, nella scuola si sono intaccati i rapporti tra i genitori e gli insegnanti. A volte ci sono tensioni e sfiducia reciproca e le conseguenze naturalmente ricadono sui figli, che hanno. D'altro canto si sono moltiplicati i cosiddetti esperti, che hanno occupato il ruolo dei genitori anche negli aspetti più intimi dell'educazione, sulla vita affettiva, sulla personalità e lo sviluppo, sui diritti e sui doveri. Gli esperti sanno tutto, oggettivi, motivazioni, tecniche, e i genitori devono solo ascoltare, imparare e adeguarsi. Privati del loro ruolo, essi diventano spesso eccessivamente appesantiti e possessivi nei confronti del loro figlio, fino a non correggerle mai. Ma tu non puoi correggere il figlio. Tendono ad affidarli sempre più agli esperti, anche per gli aspetti più delicati e personali della loro vita, mettendosi nell'angolo da soli. E così i genitori oggi corrono il rischio di autoescludersi dalla vita dei loro figli. E questo è gravissimo. Oggi no, ma pensiamo, ci sono casi di questo. Non dico che accada sempre, ma ci sono casi. La maestra nella scuola rimprovera il bambino e fa uno scritto ai genitori. Io ricordo un'aneddota personale. Io una volta, quando ero a quarta elementare, ho detto una brutta parola alla maestra. E la maestra, una buona donna, ha fatto chiamare mia mamma
Mia mamma è venuta il giorno dopo, hanno parlato fra loro e poi sono stato chiamato. E mia mamma, davanti alla maestra, mi ha spiegato che quello che io ho fatto era una cosa brutta, che non si doveva fare, ma con tanta dolcezza l'ha fatta la mamma e mi ha chiesto di chiedere perdono davanti a lei, alla maestra. Io l'ho fatto e poi sono rimasto contento, perché insomma, è finita bene la storia. Ma quello era il primo capitolo. Quando sono tornato a casa, incominciò il secondo capitolo. Immaginatevi voi, Oggi la maestra fa una cosa del genere, il giorno dopo ho due genitori, uno dei due, a rimproverare la maestra, perché i tecnici dicono che ai bambini non si deve rimproverare così. Sono cambiate le cose. Questo i genitori non devono autoescludersi dall'educazione dei figli. È evidente che questa impostazione non è buona, non è armonica, non è dialogica, e invece di favorire la collaborazione tra la famiglia e le altre agenzie educative, le scuole, ma anche le palestre, tante agenzie educative, le contrappone. Come siamo arrivati a questo punto? Non c'è dubbio che i genitori, o meglio, certi modelli educativi del passato avevano alcuni limiti, non c'è dubbio, ma anche è vero che ci sono sbagli che solo i genitori sono autorizzati a fare, perché possono compensarli in un modo che è impossibile a chiunque altro. D'altra parte lo sappiamo bene, la vita è diventata avara di tempo per parlare, riflettere, confrontarsi. Molti genitori sono sequestrati dal lavoro, papà e mamma devono lavorare, e da altre preoccupazioni, imbarazzati dalle nuove esigenze dei figli e della complessità della vita attuale, che è così, dobbiamo accettarla com'è, e si trovano come paralizzati dal timore di sbagliare. Il problema però non è solo parlare, anzi un dialogismo superficiale non porta a un vero incontro della mente e del cuore. Chiediamoci piuttosto, cerchiamo di capire dove i figli veramente sono nel loro cammino, dov'è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto lo vogliamo sapere? Siamo convinti che essi in realtà non aspettano altro? Sono domande. Le comunità cristiane sono chiamate ad offrire sostegno alla missione educativa delle famiglie e lo fanno anzitutto con la luce della parola di Dio. L'Apostolo Paolo ricorda la reciprocità dei doveri tra genitori e figli. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, cioè gradito al Signore. Voi padri non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino. Alla base di tutto c'è l'amore, quello che Dio ci dona, che non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Anche nelle migliori famiglie bisogna sopportarsi,
e ci vuole tanta pazienza per sopportarsi. Ma è così la vita. La vita non si fa in laboratorio, si fa nella realtà. Lo stesso Gesù è passato attraverso l'educazione familiare. Anche in questo caso la grazia dell'amore di Cristo porta a compimento ciò che è iscritto nella natura umana. Quanti esempi stupendi abbiamo di genitori cristiani pieni di saggezza umana. Essi mostrano che la buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell'umanesimo. La sua irradiazione sociale è la risorsa che consente di compensare le lacune, le ferite, i vuoti di paternità e maternità che toccano i figli meno fortunati. Questa irradiazione può fare autentici miracoli e nella Chiesa succedono ogni giorno questi miracoli. Ma mi auguro che il Signore doni alle famiglie cristiane la fede, la libertà, il coraggio necessario per la loro missione. Se l'educazione familiare ritrova la fierezza del suo protagonismo, molte cose cambieranno in meglio per i genitori incerti e per i figli delusi. È ora che i padri e le madri ritornino dal loro esilio, perché si sono autoesilati dall'educazione dei figli, che ritornino dal loro esilio e riassumano pienamente il loro ruolo educativo. Speriamo che il Signore ci dia questa grazia di non autoesilarsi nell'educazione dei figli. E questo soltanto lo può fare l'amore, la tenerezza e la pazienza. Grazie.